deve vederlo. Signore, deve davvero vederlo. Cosa? Un regalo. Da un vecchio contatto. Era sparito da un paio d'anni ormai. Nome in codice Birdie. Con un nome simile non mi stupisco che sia volato lì. 47. Maledizione. Dai a quel tipo ciò che vuole. Trova 47 a tutti i costi. Sono in vendita, figliolo. Sono mie. Non senza una ricevuta. Potrei prenderle, basta. Non mi segui. Non sarebbe un furto. Facciamo così. Te ne vendo se spari meglio di una ragazza. Pensi di potercela fare? Dipende dalla ragazza. Neoclin non avrebbe speranze contro la mia Lily. Vediamo che sai fare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Hitman Absolution. Quest'oggi continueremo la nostra campagna in single player. Vedremo un po' di recuperare le nostre belle Silver Baler qui davanti a noi. Guardate un po' che sono fighe. Mamma mia, guardate della strada che hanno fatto sin dalla prima missione a Chinatown. Sono arrivate fin qui. Allora, il nostro uomo ha detto che ci deve essere una ragazza pronta per una sfida. Questo deve essere lo stesso orso che abbiamo beccato un paio di missioni fa. Anche lui è arrivato fin qui. Oh, che sparano da queste parti. Ah, deve essere questa la ragazza che dobbiamo sfidare. Diamo un'occhiata e probabilmente sì. Ho sentito che vuoi sfidare. Scegli pure l'arma che preferisci giù al negozio. Quando avrai scelto il tuo ferro, torna qui per il duello. E non preoccuparti per le munizioni. Durante le sfide puoi usare quelle che vuoi. Bene, bene. Allora, vediamo un po' cosa possiamo scegliere all'interno del nostro negozio. Mi sembra di aver visto una sorta di arma nel nostro equipaggiamento. Vediamo un po', sì. Deve essere una sorta di residuo della seconda guerra mondiale. Diamo un'occhiata. Allora, eccolo qua. SA-44 automatiche. Una pistola pesante semiautomatica progettata appositamente per i cacciatori. E combina un'elevata potenza d'arresto alla precisione a lunga gittata. Potrebbe essere utile per effettuare il nostro colpo. Però prima diamo un'occhiata all'obiettivo principale. Birdie ha preso le mie Silver Baller come pagamento per i suoi servizi. Ora me le restituirà. Per qualche motivo è disposto a dialogare. Posso fidarmi? O ha già venduto la sua fedeltà a chi poteva pagarlo di più? Non importa. Prima di dare la caccia a Lenny, recupererò le mie armi. Da troppo tempo sto andando alla deriva. Già, vediamo un po' il nostro obiettivo principale. Recupera le Silver Baler, le mie Silver Baler in esposizione in una bella mostra nel negozio. Non sarà semplice recuperarle, la vetrinetta è chiusa, i clienti sono armati e probabilmente amici del proprietario. Una parte di me vuole solo rompere il vetro e prenderle, infatti forse è l'unica cosa che dobbiamo fare, ma l'ultima cosa di cui ho bisogno sono ulteriori attenzioni. Allora, vedremo un po' adesso di sfidare la nostra amica nella maniera corretta, casomai vediamo di prenderle alla maniera Hitman. Allora, vediamo le armi che ci sono disponibili qui intorno. Ah, una bella jetpack P22G. Diamo un'occhiata da questa parte. Una 3000 svizzera. Questa potrebbe essere utile. Diamo un'occhiata da questa parte.
un'altra automatica, dannazione, ma revolver non sono disponibili da queste parti. Sabotaggio, questo potrebbe essere utile magari per distruggere il tutto più avanti e recuperare le nostre pistole come si deve. Io dico ragazzi di provare inizialmente con questa bella pistola della seconda guerra mondiale, visto che a lunga gittata può essere utile, e vedremo magari più avanti che cosa succederà. Amico mio, passa, olè, vediamo un po' di partecipare anche noi. Dov'è il nostro luogo per la partecipazione? Dannazione, forse da questa parte. Forse accanto alla nostra amica, perfetto, ok, c'è un luogo libero. Bene, partecipiamo alla gara. Pronti ragazzi con il nostro con la nostra mano destra. 1 minuto e 20, primo bersaglio, attenzione con un altro poligono di tiro, il nostro Hitman per il nostro Hitman deve essere un gioco da ragazzi, perfetto. E con un altro devo stare molto concentrato, vediamo di prendere il centro dei bersagli, perfetto. Munizioni illimitate, usa il tiro rapido per ottenere più per colpire più bersagli contemporaneamente. Dannazione, però non abbiamo molto istinto mi sembra. Presto, eccone un altro, ottimo, eccone un altro, perfetto, presto, bene, solo un punto, dannazione, ce ne devono essere altri, il problema è che si muovono. Solo 1 minuto e 20 è poco, la nostra amica già ha fatto 471 punti. Dannazione, presto, ce ne devono essere altri, perfetto, ottimo tiro, avanti da questa parte, dannazione, ce l'abbiamo fatta, vediamo un po', eccone un altro, un punto, beccati questo. Diamo un'occhiata, presto, ole, guardate un po' quanti ce ne sono disponibili, vai, dannazione, presto ricarica, ottimo, un altro colpo, bene, proprio ritorno alle vecchie maniere, avanti, perfetto, quanti punti abbiamo fatto? Solo 129, dannazione, il tempo sta terminando, presto, un altro, perfetto, diamo un occhio, forza, 4 secondi, non credo di potercela fare. Dannazione, solo 140 punti, mi sembra impossibile. Obiettivo fallito. Perché non riprovi con un'altra arma? Un'altra arma. Abbastanza tosta la nostra amica. A quanto pare non possiamo distruggerla secondo le regole appunto della gara. Forse sarà tutto dovuto a quella gran pistolona che avrà in mano. Allora, dobbiamo recuperare le nostre Silver Baler in altro modo, magari interagire con il nostro istinto alla Hitman. Allora, il nostro amico, il proprietario del negozio, è andato forse all'interno di questa sua residenza. Ci deve essere qualcosa di importante qui dentro, magari la soluzione al nostro enigma. Allora, con calma, vediamo di capire come prendere le nostre Silver Baler. Allora, nella parte sinistra del negozio, all'inizio, ho visto che c'era una specie di contatore per l'eliminazione della corrente. Potrebbe essere utile magari per eliminare il sistema di allarme delle nostre Silver Baler o qualcosa del genere. Proviamo, andiamo ad eliminare la corrente, forse le guardie lasceranno la loro posizione e possiamo interagire nella maniera migliore. Perfetto, procediamo, pieno di poliziotti qui intorno. Dannazione, vediamo un po' cosa fare. Ok, ecco, non ci sta guardando nessuno, perfetto, eliminiamo la corrente. Andiamo, ok, le guardie sono già in allerta, probabilmente abbandoneranno la loro postazione principale. Perfetto, qua cosa c'è? Mustang Snub, ancora pistolone. Wow, perfetto. Allora, vediamo un po'. Qua c'è il proprietario del negozio. Diamo un'occhiata alle guardie che entrano oltre il bancone. Non ci deve essere nessuno, ci sono anche delle telecamere, dannazione. Calma, ecco il proprietario del negozio. Chissà come possiamo prendere queste dannate pistole. Ci deve essere un modo. Ok, perfetto. Qua c'è sempre l'orso. Procediamo. Allora, vediamo un po', qua ci sono tante guardie che sono un po' in allerta. Vediamo da questa parte, perfetto. Calma. 2 Texas Ranger ci sono qui. Dannazione. Qua c'è una bella grata. Potrebbe essere utile magari per ottenere vantaggio dall'altra parte. Vediamo di entrare e lasciar perdere il nostro amico dall'altra parte. Attenzione, dobbiamo calcolare il tempo giusto quando non guarda il Ranger. Ok? Attenzione. Ma quello probabilmente gli piacerebbe. Via, adesso. Procediamo, perfetto. Perfetto, non ci hanno neanche riconosciuto. Vediamo cosa c'è dall'altra parte. Possiamo uscire. Bara spaziatrice. Attenzione, una cassaforte? Wow, siamo all'interno della residenza del nostro amico. Coppe, trofei, deve essere proprio un appassionato di caccia e deve essere proprio un tiratore scelto. Allora, dentro questa cassaforte ci deve essere qualcosa di importante, non possiamo aprirla così. Ci deve essere qualcosa, una combinazione. Non abbiamo neanche lo stetoscopio per capire la combinazione. Allora, vediamo un po', un armadio, un'altra bella pistolona. Forse è meglio attendere il nostro amico qui dentro e possiamo magari, come dire, ucciderlo oppure neutralizzarlo. Ci deve essere qualcosa legato al nostro pelatone con questa stanza. Ok, vediamo un po', attenzione, questa grata potrebbe essere la soluzione per il nostro enigma. Ok,
c'è anche un armadio da quella parte, quindi possiamo nascondere magari il cadavere da questa parte. Attenzione, vediamo un po' cosa c'è qui intorno. Ok, vediamo. Allora, il nostro amico deve essere da queste parti. Ecco che si sta avvicinando, probabilmente l'unico omino nella mappa che si muove deve essere lui. Ok, qua addirittura possiamo uscire dalla finestra in modo tale da arrivare immediatamente al nostro Eccolo che arriva, ragazzi, dall'altra parte della finestra. Sono riuscito a vederlo. Eccolo qua, probabilmente entrerà nella sua residenza. Vediamo un po' adesso di essere rapidi e precisi. Eccolo, vediamo da che parte andrà il nostro caro amico. Bene, 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 bene. Vediamo di fare un bel giro di dietro. Ottimo. Vieni qua, bello pelatone. Che cosa volevi fare, eh? Non ci vuoi dare le nostre Silver Bailer? Adesso te lo faccio vedere io come me le prendo. Attenzione. Ok, corpo nelle vicinanze. Neutralizzazione. Meno male che non abbiamo ucciso il nostro amico. È un civile, ricordiamolo. Perfetto, mettiamolo da questa parte. Attenzione, ha lasciato qualche cosa là in terra. Ci devono essere delle carte, qualcosa del genere. Una pistolona, taccuino. Cosa c'è? C'è un numero scritto. 4732. Hai preso la combinazione, perfetto, la combinazione per la nostra cassaforte. Apriamola immediatamente, vediamo cosa c'è qui dentro. Vai Hitman, avanti. Diabolic time. Cosa c'è qui dentro? Chiave. Hai preso la chiave. Deve essere la chiave per le nostre Silver Bailer, probabilmente. Diamo un'occhiata nella nostra sezione del taccuino. Vediamo un po' che cosa abbiamo preso. La chiave della vetrinetta contenente le Silver Bailer. Perfetto, ottimo colpo. Vediamo un po' come possiamo fare. Allora, adesso la storia è molto ma molto più complicata del previsto. È facile a entrare ma difficile a uscire. Come facciamo adesso a uscire dalla nostra stanza per arrivare immediatamente al nostro obiettivo? La corrente non sarà stata ripristinata. Vediamo un po' da questa parte dove arriviamo. Attenzione. Proviamo a uscire di qui. Area ostile. Di qua passeremo forse per la zona, come dire, per la zona a fuoco. Attenzione, forse possiamo ottenere riparo dall'altra parte e passare immediatamente, ma forse è abbastanza complicato. No, probabilmente ci vedranno i nostri amici da questa zona. Forse è meglio passare dalla grata stessa. Avremo più possibilità di successo. Ok, qui è un rischio, non so proprio da che parte andare. Proviamo a fortuna. Il nostro amico lo possiamo lasciare qui. Entriamo, perfetto. Avanti, lo sapevo che la chiave delle Silver Bailer ce l'aveva il nostro amico. Allora, vediamo un po' come possiamo fare. Vediamo solo una guardia. Proviamo a uscire, ragazzi. L'unico modo per farcela, perfetto. Avanti, 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 avanti. Ce l'abbiamo fatta? Perfetto, non ci hanno visto. Procediamo, siamo in completo silenzio, in completa calma, non sanno niente di noi. Le nostre Silver Bailer, dove sono? Dobbiamo adesso distruggere nuovamente l'elettricità per distruggere l'elettricità, eliminare quindi il contatore per interagire immediatamente con le nostre Silver Bailer. Perfetto, sabotiamo. Perfetto. Ok, adesso le guardie saranno probabilmente sprovviste di armi. In questa sezione possiamo immediatamente interagire con le nostre armi. Perfetto, andate via, amici miei. Apriamo la vetrinetta e c'è un altro membro dello staff qua. Dannazione. Pure una signorina. Dannazione. Ma questo nostro amico non si può andare a fare un giro. Ah, forse si è sentito male, sta facendo qualche cosa. Allontanati, amico mio. Dobbiamo calcolare il momento giusto, ragazzi. Anche questa signorina qua potrebbe romperci le scatole. Via, via, via. Ma io dico, una donna, che cosa gli interessano le armi? Vai via, lasciami in pace, fammi fare il mio lavoro. Avanti. Maledizione. Che sta proprio lì per farmi scoprire questa dannata. Ecco che la luce è tornata, dannazione. Hai visto? Mi hai fatto perdere solo tempo, brutta maledetta. Vediamo un po'. Ah, dannazione. Possiamo aprire la nostra vetrina. Ma mi sa che possiamo attirare la nostra ragazzona con come dire, con il nostro bel tubo di ferro che abbiamo in mano. Non abbiamo un tubo di ferro? Adesso lo prendiamo subito da quella parte. Perfetto. Ok, attenzione, qua ci sono queste dannate guardie. Via. Ehi amico, dobbiamo farci una birra prima o poi. Tranquillo, al più presto possibile. Perfetto. Allora, disattiviamo nuovamente la corrente. Scusate ragazzi, però proprio non mi immaginavo che questa maledetta ci interrompeva il lavoro. Allora, vediamo un po'. Torniamo. Perfetto, eliminiamo la corrente, ragazzi. Ottimo. Vediamo un po' cosa succede. Allora, con il nostro tubo di metallo dobbiamo per forza attirare l'attenzione di quella dannata, di questa maledetta. Dov'è? Ah, se n'è andata. Vediamo un po'. Eccola qua. Proprio gli apro la testa in due a questa dannata se non si leva di qui. Allora, vediamo un po'. Proviamo ad attirare la sua attenzione dall'altra parte. Attenzione che qua stanno arrivando altre guardie. Calma, perfetto. Vediamo un po' di portarla immediatamente dall'altra parte. Vai da quella parte, brutta dannata. Girati. Apriamo la vetrina. Perfetto. Vai via. Nostre belle Silver Bailer.
Benissimo, allora non sarebbe un furto, proprio così. Vediamo un po' quale deve essere il nostro obiettivo. Diamo un'occhiata. L'uscita, perfetto. Diamo un'occhiata, Silver Bailer acquisite. Vediamo di uscire da questa dannata armeria. Fatemi sapere ragazzi se voi siete riusciti in un modo o nell'altro a eliminare cioè a ottenere le Silver Bailer tramite la gara, cioè avendo ottenuto quei 471 punti. Quindi fatemi sapere magari il vostro punteggio, se c'era magari un altro modo per raggiungere quindi l'obiettivo quindi in maniera diversa. Ok, 22.275 punti, il regalo di Birdie. Perfetto, allora vediamo un po' di continuare la nostra campagna. Benissimo, guardate un po' le Silver Bailer finalmente ottenute. Vediamo di continuare e vedere un po' cosa accade. Non mi importa chi è, cos'è e cosa diavolo vuole per risolvere questo problema. Voglio solo mettere fine a questa storia. Signore, l'abbiamo trovato. Birdie aveva ragione. È a Hope, nel Dakota del Sud. E la ragazza? Non è con lui. Ok, ascoltate gente. Diamo il via all'operazione. Voglio la testa di 47 su un piatto d'argento, adesso! Signore, non crede che la priorità sia ritrovare la ragazza in questo momento? No, Jane. Prima neutralizziamo la canaglia che ha combinato questo casino. Lui saprà dove si trova. Credimi, se troviamo 47 avremo la ragazza. Non possiamo permetterci di sbagliare! È il momento di ricorrere all'essenza. Tyler ci ha detto del suo piano. Portiamo via la ragazza a Dexter e la vendiamo per conto nostro. Ehi, Tyler è già in contatto con un produttore di armi rivale. Parliamo di cifre con 6 zeri, amico. Nazione. Dexter è qualcuno a cui è meglio non pestare i piedi.